E voglio, ciao, benvenuti sul canale Super Alan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi si mangia! Oggi signori, come state leggendo dal titolo e dalla miniatura, andremo a provare tutte le novità street food di Napoli. Mi è venuta questa idea perché comunque ho visto che a Napoli nell'ultimo periodo si sono aperte diverse attività a livello culinario, a livello cibo, a livello food, quello che a noi piace tanto signori, e quindi ho pensato di accomunarle tutte quante in un unico video e provarle insieme a tanti ospiti. Per questo video ed altri contenuti lasciate un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto consigliatemi altri posti da provare qui sotto nei commenti e cercherò di portare tutti i video che comunque mi chiederete. E quindi andiamo subito dentro col primo posto. La prima grande novità street food di Napoli è Smash Tag. Ci troviamo a Piazza San Pasquale e occhio signori, ma Anto! Ciao John, sono venuto motorizzato oggi, occhio. Anto ha preso la patente finalmente. Vado, No Anto, no Anto, Anto? Vabbè, non esageriamo, vai. Anto vai piano. Oh! No Anto! Perfetto. Devo prendere sto panino, John. Allora, l'ho visto dalle tue storie, quindi tu già lo conosci, Smash Tag. La realtà social già Esistente. Però è una novità a Napoli. Sì, che poi qua è una location a me cara, Piazza San Pasquale. Quando ero un figlio di me stesso, scendevo qua il sabato sera, c'è gente a così a morire. Ando, visto che c'è una certa esperienza, perché si chiama Smash? È perché comunque il panino lo prendono e lo smashano. La polpetta di carne viene smashata. Piastrata. Allora, siccome sono venuto con skateboard, mi hanno preso veramente sulla parola. Ci hanno dato menù in inglese. Abbiamo i burgers. If you're looking for the usual hamburger. Allora, qua dice se ti aspetti il solito hamburger con carne industriale eccetera e capita una cosa penata. Hai sbagliato palazzi. Sì, perché noi lo facciamo meglio. Guardate come lo fanno. Vabbè, il concetto di smash che dicevamo prima. Quindi c'è tutta la sezione di burger. Ah, lo puoi anche comporre questo. Può essere singolo, doppio o triplo addirittura. Ah, vedo qua American cheese che è il tuo preferito. Cipolle, mostarda, ricordano molto i panini proprio americani, eh? Ah, hanno anche le versioni fit. Non ci interessa. No, non in questo video. Puoi mettere gli extra topping qui che sono questi. Poi French fries normali col cheddar e bacon, nuggets che sono sempre ben accette. Giova, che cazzo vuoi tu? Adesso ragazzi entriamo dentro, ordiniamo e facciamo vedere quello che proviamo da Smash Tag. Ti prego con lattosio, ti prego, una volta. È arrivato finalmente il nostro turno, ecco signori. Prima box. Le specialities. Attenzione, let's gloves, questo è importante, Giova. Cos'è? Allora, ci sono due opzioni. La prima è a sfondo, diciamo, cosa che si dovrebbe fare o dopo aver mangiato prima, insomma, attività con qualcuno. La seconda opzione, vediamo. Ah, io stanno avanti, è qua. Addirittura i guanti. Bello. Per mangiare, giustamente. Questa è una bella cosa. Allora, Ma dico la verità tempi. perché dobbiamo dirlo. Vai. Quando andai a mangiare il panino del rosso in Sì. collaborazione con Golocious, anche lì avevamo i guanti, sì. No, pare quando sono un supermercato già piano chili e banane. Ma fai un per insalata. Va bene. Oh, mamma mia. Tenders, patatine che hai scelto tu Patatine perché le conoscevi già. ondulate, le frikis. Roba. Poi abbiamo altre patatine, i due panini all'interno, tra poco ve li facciamo vedere. Le nuggets, signore. Molto diverse rispetto alle solite, per colore più che altro, le vedo molto più abbrustolite. Si vede che poi sono, vabbè, rispetto alle catene, quelle là solite, si vede che sono artigiane perché sono diversi, va? Cioè ogni pezzo è diverso come forma, dimensione. Artigianalità, manualità. Vanno. Sì, andò, da dove cominciamo? Devo aprire questa smoky sauce. E ci comincerei ad inzuppare qualcosa dentro. Già. Vabbè, gli facci che mani, su proprio Va, sul sus. Antò? Non è buono. Affumicata. Parte è top. C'ha un sapore di un qualcosa che già conosco, Sì. questa salsa. Mi ricorda qualche salsa che già conosco. Forse quella del crispy McBacon. Secondo me è quella, è pure un po' piccantina. Bella. Mamma mia, abuso. Assaggiamo questo, Giovanni. Tender, in zuppo, via. Mamma mia, bellissimo. È veramente buono. Questo banno, Deve essere provato. il classico banno alle patate. Oh, ma fammi fornire sta tender, fa. Non fa paura sta salsa. Mamma mia. Comunque voglio dare un nome a questa box. La box della felicità. È clamorosa. Allora, le patatine, sono curioso. Sono proprio spiziose. Cioè, rispetto alle solite, ma sono fresche. È passato un po' di tempo, ma si sono mantenute. Sempre le stesse queste qua. Oh. Ti consiglio di assaggiare anche queste. Perché Sono sono diverse? leggermente più. Sono molto più croccanti. Si sente la differenza. Ma poi le vedo pure più dorate, voglio. Queste fanno paura. La croccantezza.
Allora, sono uguali per forma, che sono zigzaggate, però sono più dorate, più croccanti, più cotte, più giustamente, magari avendo preparato prima la box, queste sono più calde. La stanno mangiando pure loro smash tag. Ah, ok, un po' di smash tag. Diciamo che stiamo rischiando qua con loro. Una bella cagata nei panini. E Giova manca ancora il pezzo forte, però. Il panino. Sì. Packaging importante. Quando? Ma che ti sei messo dentro? È tutto, Giova. C'è dalla loro salsa che penso sia tipo quella smoked e il bacon. Anche questo sta nel panino. Sì, c'è anche l'effetto sonoro quando lo apri. È assurdo. E comunque, raga, guardate la reazione di Maillard della carne. Se lo smash non c'ha questa reazione, è Favaz. lo puoi ditta. Ma tu hai studiato tanto per fare sto video stamattina? Sì. Mangiami pure quando. Madonna, che fame! Mamma. Clamorosa, no? Ho visto la tua espressione, la tua mimica. Allora, voi forse avete visto nelle storie che l'abbiamo assaggiato già perché ci hanno fatto una consegna, siamo in ufficio, però mangiato qua bello caldo. Poi è clamoroso sto panino. Una bella novità di Napoli. Incredibile. Triplo smash e via. Comunque onestamente si sente un odore da fuori, che io lo sento da qua. A parte del formaggio, si sente un bel po' di formaggio. Cheddar. Assaggia, ma non posso, andò. E quindi assaggia il tuo. Allora ragazzi, sinceramente non vedevo l'ora di assaggiare questo panino. Io l'ho fatto un po' meno porco rispetto a quello di Antonio. Però comunque sono stato porco a metà, l'ho fatto double. Che quello ti dà versione single, cioè piccolo. Double. Infatti triplo. Ci stanno 2 hamburger smashati come vedete. Ci ho messo l'insalata perché sto a dieta, i pomodori e il bacon più cipolla croccante. Quindi chissà perché mi sono mantenuto. Minchia, mamma mia, no, la qualità della carne, è tanta roba. Cioè, noi qua siamo per quello, cioè per la qualità della carne, fondamentalmente. Il panino originale c'ha l'American cheese. Infatti, io ci avrei messo una salsa, adesso ce la metto, ci metto quella là. Sì, Giova. Ci metto quella salsa per ammorbidirlo un attimo. Perché il panino è top, la carne pure. Ma come ce la metto in sta cosa? Non c'entra. C'entra, Giova. Signor. Un altro panino proprio. Allora ragazzi, venite qua e vi prendete lo smash white, inzuppatelo dentro a questa salsa. La smoker. Guarda. In fila e sfila, Giova. Seconda novità a livello di street food, ai Magnatella, signori. Siamo qui proprio nel centro, nel cuore di Napoli. Siamo sui quartieri spagnoli di fronte al murales del più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con il più grande mangiatore di tutti i tempi, Salvatore Panza. E anche oggi mi sacrifico, voglio. Magnatella è dal 1986 la prima panineria dedicata solo alla rosetta farcita e piastrata. Pronta in 3 minuti, cioè si tiene una die fame, subito fai. Subito. È una novità a tutti gli effetti perché su YouTube non è stata mai mostrata, io non l'ho mai assaggiata. Io non lo conoscevo proprio. In pratica ai Magnatella, che ha aperto lo scorso 24 agosto, è la miglior rosetteria di Napoli. Le rosette le conoscete, sono dei panini semplici, però sono ben conditi. Adesso ti faccio vedere. Anche perché comunque Rosette è un nome abbastanza noto a Napoli, no? Rosette e caffè. A cantare Salda vinci. Allora signori, prima di entrare vi faccio vedere un po' quello che hanno. Rosetta con la mortadella stracciata, melanzane sott'olio, crema di pistacchio, basilico fresco, olio evo, mortadella, provola, pomodori secchi, pesto di basilico, olio evo, prosciutto crudo, provola, zucchine alla scapice, basilico fresco, olio evo, mortadella stracciata, zucchine alla scapice, basilico. Cavolo, era già legge. Signori, vi faccio vedere proprio la preparazione live. Guardate qua, guardate. Questo è il mio con mortadella e zucchine alla scapice. In realtà l'originale sarebbe con la stracciata, però io sono intollerante al lattosio, non me la posso mangiare. Come vi dicevo fuori, la rosetta è piastrato, guardate qui. E questo invece è quello del forbiciaio con prosciutto crudo, la provola, melenzane arrostite, mamma mia che bontà, e pomodorini gialli. E questa invece è la crema di basilico. Buongiorno. Stai in da finestra tu? Sì, la posso, sì. Guardate qua, guardate. Prodotto appena fatto, in da finestra. In da finestra, che sciccheria, ma. E che spettacolo! Che camo sta a leggere subito. Poi mi sto pure cucendo in mano, che mi scauro. No, coach. E questo è il mio, bellissimo, grazie. Queste cosa sono mozzarelle sicuramente. Allora, però... questa è mozzarella di bufala, lo vendiamo così, guarda, il bicchiere costa 3,99. Eccolo qua. Ah, ma è una novità, vero? È una novità, un bicchiere di mozzarella di bufala 3,99. Ma magnasse però, ma posso mangiare? Come? Vieni qua. Allora, questo è un regalo per me, tieni, per te, vai. Siete buoni pure oggi. Facci sapere con me. Questo è bufala, eh? No, la cosa bella è che te la stai mangiando in da finestra. Che spettacolo, voglio. Allora ragazzi, noi praticamente stiamo dietro la finestra che avete visto poco fa. Questa è proprio una cosa bella di Napoli, cioè che prendi e mangi. Papà, in da piastra, in tuo fumo. Racchiude un po' l'emblema di Napoli, voglio la Rosetta, i quartieri spagnoli, diciamo il prosciutto ammoniano, proprio tutto quello che noi ci rappresentiamo.
Vabbè, bella crema. Ma era proprio l'impressione, non l'impressione, che la questione è della cosa fresca. La mortadella è freschissima, ma penso pure il prosciutto. Sarà pure una banalità quella che dico, io vado proprio pazzo, cioè c'ho un debole per le cose fresche, perché siamo anti-spreco sicuramente, però a casa quando il prosciutto c'ha più di qualche giorno me ne accorgo subito. C'ha quel sapore diverso chiaramente dal primo giorno. Non dico che non me lo mangio, però non me lo mangio con la stessa voglia. Voglio questo. E di stamattina si sente. La zucchina alla scapice fa paura. La pura melenzana allo schifo. Dare qua che crema, va, che rilascia. Ma poi la cottura del panino, questa è la novità. C'è la rosetta piastrata. Comunque ve lo consiglio 100-100. No, fa paura, un spettacolo veramente. Ma io ti porto in dei posti più belli di Napoli, no? La cosa bella è che vado pure spostata perché passano i camion che non ce la fanno. E vado a fare più sotto, qui c'è bella e tutta la No, si fa brutto. Ah, non so se è bello. Guardate qua. Ma venì, voi. Potrà sì. Agli questi sono belli Napoli. Mamma mia. Stiamo proprio in due cuore. Bellissimo. Ma posso fare una paraculata? Stiamo primo posto in Coppa a tutte cose. Città, o campionati di Serie A. Noi come gente, i più forti. I prezzi li avete visti perché poi dobbiamo anche contestualizzare. Io per queste 2 rosette e 2 bottigline d'acqua ho speso 12,50 €, che sono praticamente 5 € un panino e 5,50 € l'altro. Il tuo, vabbè, 1 € a bottiglina. Aglio, ci sta. Che per un panino del genere, con i prodotti e la qualità che c'è dentro, ci sta. Secondo me pure 1 € in più. Però. E cagate pure la mozzarella. La mozzarella in 2 bicchieri non l'hai mai vista, casolina. La mozzarella in 2 bicchieri così. Mamma mia, sì. Peccate combinate. Terza novità di questo video, Tina Maccheroni, signori. Tina Maccheroni ha aperto lo scorso 24 ottobre qui a Napoli. Già aveva una sede a Milano. È specializzata in frittatine di pasta al forno. Quindi una bontà, una delizia sicuramente. Anche se come vedete hanno anche dei menù con i panini. Ad esempio c'è il McFratem con la rosetta artigianale. A proposito di rosette, eccola qui. Hamburger di maiale, scamorza affumicata, friarelli, maionese all'aglio e tanti altri panini. Questi sono i prezzi, ma noi oggi siamo interessati a questa novità qui, le frittatine classica, patate, malinconica e genovese. Andiamo a leggere perché non vedo l'ora di farvi scoprire questa novità street food. Allora ragazzi, mi rimangio tutto quello che ho appena detto, nel senso che le frittatine sicuramente le assaggeremo perché sono il loro cavallo di battaglia e adesso ce lo spiegherà il proprietario Francesco, ma in realtà assaggeremo anche una rosetta e lo spiega lui perché lo sa spiegare sicuramente meglio di me. Perché è una cosa troppo importante. Conoscerete sicuramente tutti quanti Di Pinto's Bakery, che è una panetteria storica napoletana da oltre 40 anni nel settore. Di Pinto non lavora con le attività di ristorazione, tranne che con noi. Siamo gli unici ad avere il pane di Di Pinto tutti i giorni fresco e sfido qualsiasi altro locale a Napoli ad avere una rosetta più buona della nostra. Ragazzi, anche qui vi faccio vedere proprio in presa diretta la lavorazione, quindi tutto il dietro le quinte, mentre qui vi faccio vedere le frittatine. La nostra è la frittatina di maccheroni al forno, quindi essendo al forno e non essendo fritta, si leva fritta e resta soltanto tina. Signori, vedete, la comunicazione è tutto. Un burger piastrato. Questo è un hamburger di maiale di carni d'autore, quindi penso altra carne top a Napoli, quindi carne top, pane top. Allora, io sui panini non mi prendo meriti, sulla frittatina me li prendo perché lo facciamo noi, è brevettato, facciamo in laboratorio, quindi il merito della bontà è nostro. Dei panini, se prendi il pane migliore, la carne migliore, gli ingredienti migliori, è cottura e assemblaggio, quindi la qualità fa il prodotto. Allora ragazzi, il McFratem perché la base di salsiccia, scamorza e friarelli a Napoli chiaramente è un panino campione. Rosetta artigianale di Pinto's Bakery, hamburger di maiale carni d'autore, friarelli vesuviani, scamorza affumicata, maionese all'aglio. Allora Giana aveva votato come migliore questa qua, Che sarebbe? la ricotta e cicoli, chiamata malinconica perché in collaborazione con Solo Maria Malinconico, Alessio è un caro amico, lo saluto. Con Alessio facemmo un evento a Milano da noi chiamato Malinconia Napoletana, dove chiamiamo un ospite da fuori. Venne Alessio con le proprie rosette, ricotte e cicoli. Sviluppammo un prodotto insieme, quindi che avesse un po' di tina, un po' di malinconico. Ovviamente subito la prima cosa facciamo la frittatina di ricotte e cicoli. E inizialmente l'idea era di aprire una frittatina classica a panino e metterci dentro le ricotte e cicoli. Ma io dissi ma perché non proviamo a mettere le ricotte e cicoli nell'impasto? E da lì è nata la frittatina malinconico, è talmente buona che non è mai più stata tolta dal menù. Perfetto, le altre due invece? Genovese di cipolle, patate, best seller. Ma posso capire che stai facendo? Sto leggendo, non dire che sto facendo, sto leggendo, non si vede. Tra l'altro, prendendo spunti da commenti sotto a un video, sarà appena una libreria. Ma che fame mi hai fatto lì? No, guarda come fino. Bellissima, bella, dentro tanta roba. Mamma mia. Fila, fila. Tra l'altro non la posso mangiare perché non è fit, capito? Ma lui essendo a dieta, È al forno, bello. purtroppo stando sempre a dieta, voglio, è un sacrificio enorme. Allora devi andare a scegliere i posti, vedo, fare una frittatina al forno, legge, purtroppo faceva. La frittatina però singola non supera i 200 kcal. Vedi? Vedi? Ma posso mangiare? Perché tu, ma stai a dieta, tu puoi mangiare fino a 1000 calorie al giorno. No, questo. Bella. Devo dire, non mi ha ragione già, veramente è top. Ti piace di più rispetto all'altra? È diverso. Resta l'ultima lettura. La genovese, anche se il nome non sembra, ma la genovese è una cosa che mi ha mandato noi.
Buone. Allora io vado direttamente alla rosetta a questo punto. Rosetta che tra l'altro ti dico non potrei assaggiare per un ingrediente in particolare perché sono intollerante al lattosio. Però lo faccio, io rischio per i miei fan. Rischio di andare in bagno dopo. Ma vediamo fare uscendo a loro con la macchina. Ma sta macchina mia. Ok. Wow. Il classico. Il friariello fa paura. Mi era arrivato dentro al naso prima ancora di mangiarlo, ti giuro, c'ha un odore. Già, vedi, non mangiato panino, però. Sta scamorza che ma posso mangiare manca. Ah già fa. Buono. Tanta roba, ma pure il pane, si vede e si sente. È un vero dipinto. Mica fatta canzone. Basta, io non posso esagerare. Puoi esagerare. Ne mangiato panino, non puoi esagerare. Assaggio la frittatina mia preferita da sempre, la genovese, quella è qua. Wow. Non a caso è un prodotto brevettato ed è il loro cavallo di battaglia, la frittatina. Wow, è per mamma mia, bellicca! E prima non c'è un sale a chiarilla! Signori, questa è la quarta novità street food di Napoli. Clamoroso, siamo da Orus più figlio. Con Lino Orso, il multiverso esiste. Orus, piacere di conoscerti. Vabbè, non è una novità a livello di tempo perché tu da quanti anni stai qua? 35 anni. Però è una novità a livello social perché c'è Lino che comunque ha una bella spinta. Sì, c'è Lino che è stato Allora, ci è cresciuto all'inizio. dove ci troviamo precisamente? Via Statela. E anche Cuba del Principe. Giusto. Via Cuba Principe numero 1. Allora, qual è la specialità della casa? Un guarramazze. Mi fai un bello sguarramazzo. Non vedo l'ora, signori. Sguarramazze con maetto russo a modo nostro. Vieni a vedere un po', mio fratello, vieni. Abbiamo questo sguarramazze che è sguarramazze. Poi ci mettiamo panzarotto, panzarucciate, come dice frate Malino Orso, tutto ingrippato. Vieni a capire, vieni a ti ci paccati in cadere. Loro di Napoli, chi è Loro di Napoli, però va giù. Chi si chiama provare per chiedere, a coppa ci mettiamo il famoso pepe pepiato. Frate, ma. Ammazza già su sguarramazzo che ha fatto frate ma baliscia. Posso mangiare su scagnuzzolata. Vai. Vieni con me. Super l'anna. All'anno. In una guerra al mucchio. Anche combinato. Mamma mia. Ma sta cosa? Tu a causa cosa? Ti ho detto, ci muovo l'usato. Ma tu fai bene a venire ogni giorno qua? Capisci? Se è un aperitivo, una cosa, prima mangiare, capisci? Ma tu la mangi proprio, non è che prima mangiare. Avevo russo e forte, poi da me mi è cresciuto. Allora, di una discoteca a mucco, frate. Non è però. Però so che non fate solo questo. Vabbè, questo è proprio il vostro sguarramazzo proprio. Questo è proprio Lino Orso proprio. Vediamo vedere che avevo io sguarramazzo. È di Lino Orso. E che fai più? Faccio cameretta, mulignano, ciurillo, prosciutto cotto, provola e panzarotto. Pizza fritta. Feste private. Storia nostra è un manicomio. Qua c'è schiatto. Tu faccio fare una mamma santissima. Un mamma santissimo voglio provare. Arrivato un peso vero però. Apertura. La crema, panzarotto, provola e prosciutto cotto, mio fratello. Famoso voglio mettere un po' di maionese e un pochettino di tappazzo proprio. Bene così, fratama. Un mamma santissimo. Panzarotto, sale e pepe, fratama. E io mamma santissima. Qui si mangia pure street food, panzarotto, sale e pepe. La crema! Ma questa salsa tabasco cadina. Ora non so se scegliere questo o quello di prima. Fanno abuso tutte e due. È a roto a tutti. Va bene, vai a rosso. Bene, si mangiano tutti. Sì, guarda che ne vengo pulino. Anche le granghie. Anche le granghie. Aspetta, tipo bombolone, di no. Vai, va. Tutto a basso. Voglio buonissimo, veramente proprio a roto questi cose. Voglio via Statela, veniteci a trovare. Perché merita. E poi voglio pure stabalere. E dovevo provare dal vivo, dovevo provare. Come si suol dire a Napoli, match consulato. Con street food napolitano è kiss. Chi? Mezzavi? Bellissimo. Ma c'ha ascoltiamo, forza Napoli! Ciao, vai giù. E quindi ragazzi finisce qui questo video, vi giuro, uno dei video più divertenti, più belli che abbia mai registrato, perché volevo comunque non finisse
finisse mai per la bontà delle cose che ho provato, ma poi vi ho voluto mostrare le novità street food in qualsiasi loro forma, dal locale più in, più sistemato, più curato, fino ad arrivare proprio allo street food nel vero senso della parola, quindi proprio alla strada, per così intenderci. Se ci sono altre novità che non ho provato e che vorreste farmi provare, me le segnate tutte quante qui sotto nei commenti e io con molto piacere magari porterò qualche ospite con me e le andrò a provare portandovi un altro contenuto, magari la parte 2 di questo. Spero vi sia piaciuto vivamente questo video. Detto questo, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Vi voglio bene. Ewa, you!